Era il 15 maggio del 1946. Il consueto pastone circa i lavori del Consiglio dei Ministri, diramato dalle agenzie di stampa a tutti i quotidiani italiani, conteneva anche una notizia riguardante la nostra isola. Il Consiglio ha poi approvato lo Statuto per la Regione Siciliana, sul quale la Consulta aveva già espresso parere favorevole. Tale Statuto sarà rimesso alla Costituente perché venga inserito nella Costituzione del nuovo Stato italiano. Si trattava del decreto numero 455, con il quale veniva istituita la Regione Siciliana. Dopo la promulgazione, avvenuta il giorno successivo, con la firma di Umberto di Savoia e la controfirma del guardasigilli Palmiro Togliatti, il testo normativo era pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 10 giugno 1946. A quasi 2 anni di distanza, il 26 febbraio 1948, una volta confermato dalla Costituente, lo Statuto dell'Autonomia Siciliana diveniva parte integrante della Costituzione italiana. Le strutture dell'autonomia prendevano così corpo, appagando un lungo sogno che aleggiava sul processo di stratificazione di una civiltà culturale di altissimo livello. Sul corroborarsi di un fiero sentimento autonomistico nelle nostre popolazioni aveva inciso la particolare realtà geopolitica dell'isola e l'essere stata essa teatro di contese e di conquiste, con il risultato della naturalizzazione degli invasori. Il 25 maggio del 1947 aveva luogo in Palermo, nella cornice di Palazzo dei Normanni, la solenne seduta inaugurale dell'Assemblea regionale siciliana. Venivano così riaperti i battenti di una sede prestigiosa. Proprio lì erano state gettate le basi dello Stato moderno, grazie ad un istituto parlamentare che, primo in Europa, esercitava un controllo sul monarca, non solo tramite la presenza di esponenti del mondo nobiliare ed ecclesiastico, ma anche tramite il braccio demaniale, comprendente le rappresentanze delle città libere, prive di qualsiasi soggezione feudale nei confronti di vescovi e baroni. Comprensibile il clima di commozione che, anche in virtù della suggestione esercitata dal luogo sul loro immaginario, regnava tra i 90 deputati, protagonisti dello storico evento. L'onorevole Calogero Lopresti, eletto nella lista del Blocco del Popolo di Catania, fu chiamato, in ragione della sua maggiore anzianità, a presiedere provvisoriamente l'assemblea. Avendo pertanto il compito di tenere il discorso ufficiale, egli esordiva con queste parole: «Debbo alla mia anzianità il privilegio e l'onore di presiedere la prima adunanza del Parlamento regionale, espressione di quella autonomia che, per libero mandato del popolo siciliano, abbiamo il dovere di custodire gelosamente e di difendere. Giustizia per la Sicilia! A questa condizione realizzeremo delle grandi cose e daremo esempio di civile saggezza a quanti, non sempre con simpatia e comprensione, guardano a noi, di qua e di là dallo stretto, anche fuori dei contesi confini della patria. Con questo voto vibrante di fraternità siciliana vi invito ad iniziare i nostri lavori al grido di «Viva l'Italia! Viva la Sicilia!». Facendo ora qualche passo indietro, dobbiamo risalire alla primavera del 44, momento della transizione dell'isola dal governo militare alleato a quello italiano, seguita dalla istituzione dell'Alto Commissariato per la Sicilia. Come ricorda Salvo Di Matteo in Anni roventi, il Comitato di Liberazione aveva assunto una posizione fortemente polemica a proposito dell'istituzione dell'Alto Commissario. Nel contempo, il Fronte Unico Siciliano, manifestando forti perplessità sul ruolo che avrebbe avuto il nuovo istituto proposto dal comando alleato nella persona del prefetto di Palermo, onorevole Francesco Musotto, proponeva al governo Badoglio di procedere alla istituzione, in luogo di una figura commissariale monocratica, di una commissione civile nel cui interno la personalità designata dagli americani avrebbe esercitato una funzione prevalentemente figurativa di presidenza. Si arrivava, dopo una serie di varianti enunciative che segnavano le divergenze tra i soggetti in campo, alla formulazione finale del Regio Decreto Legge numero 91 del 18 marzo 1944, dove, accantonata l'ipotesi dell'Alto Commissario come organo collegiale, era istituito un Alto Commissario alle dipendenze del Capo del Governo con sede a Palermo. Nell'assumere l'importante carica, l'onorevole Musotto sottolineava nel suo messaggio alla gente di Sicilia la portata storica della svolta autonomista.
Nell'intento di imprimere una spinta al processo formativo dell'ordinamento regionale, veniva disposta, in base agli articoli 3 e 4 del decreto legge luogotenenziale numero 416 del 28 dicembre 1944, l'istituzione, presso l'Alto Commissariato per la Sicilia, di una consulta presieduta dall'Alto Commissario. Suo compito sarebbe stato quello di mettere a fuoco i problemi isolani, di formulare proposte per l'ordinamento regionale ed assistere l'Alto Commissario nell'esercizio delle sue funzioni, con facoltà di pronunciarsi in merito ai provvedimenti da sottoporre al suo esame. L'organo avrebbe dovuto essere composto originariamente da 24 membri, ma in un secondo momento, a seguito dei problemi sollevati dalla richiesta di partecipazione di personaggi di rilievo, il suo numero fu ampliato a 36, tramite il decreto legge numero 50 emanato in data 1 febbraio 1945. Obiettivo primario della consulta sarebbe stato quello di dare avvio ad un grande esperimento di autonomia regionale, capace di appagare il sentimento autonomistico della gente di Sicilia, un sentimento dalle radici antiche che aveva determinato la formazione di una coscienza nazionale.